Sabato da Bollino Nero, maxi incidenti in A4 tra Meolo e Sandonà causa 12 feriti e manda in tilt il traffico verso il litorale, autostrada chiusa per 3 ore, code e tamponamenti sul passante. Nuovo appello di istituzioni e categorie economiche per l'A4, la situazione peggiora di anno in anno, bisogna intervenire, viaggiatori bloccati in coda, i volontari portano dell'acqua. Minorenne rapinato a Jesolo sotto la minaccia di un coltello, identificati dai carabinieri 3 baby bulli, non si esclude siano gli stessi che hanno picchiato a Zensona il padre di una delle loro vittime. Hanno 17 e 18 anni Diego e Francesco, i 2 giovani che hanno salvato un anziano dall'incendio del suo appartamento a Canareggio. Pochi istanti prima eravamo a tavola, ma non ci sentiamo degli eroi. Ci sarebbe l'intesa tra il presidente della regione Zaia e la premier Meloni sulla scelta dell'esponente di Fratelli d'Italia che prenderà il suo posto in giunta a Donaziano in pole position. La sindaca di Corso Viron, Valeria Mantovan. Si è rinnovato anche questo sabato il sit-in di fronte al municipio di Mestre per chiedere le dimissioni di sindaco e giunta. In via Palazzo dibattito sui problemi della città e sulle possibili soluzioni. Lo stato di salute del mare sulla costa veneta. A Caorle, i dati del monitoraggio di Legambiente, 2 siti sono risultati inquinati oltre i parametri, uno è a Chioggia e Rosolino. Buonasera, bentrovate e bentrovati. Edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Cominciamo subito con le notizie. Traffico da Bollino Nero oggi sulle strade del Veneto e sulle autostrade che portano verso il litorale. Una strage sfiorata in A4 questa mattina, incidente tra Sandonà e Meolo, 10 mezzi coinvolti, 12 feriti. È una brutta giornata oggi, c'è stato un incidente con 10 macchine qua fuori prima. Noi adesso siamo dei movieri, dobbiamo solo sistemare le macchine in modo che vadano dentro i caselli in base a come pagano, tutto qua. All'uscita di Noventa di Piave è stato il caos per buona parte della giornata, copione simile a nord-est in tutti i principali caselli della 4, a ridosso del litorale, dove al traffico da Bollino Nero dell'esodo ferragostano si è aggiunto un incidente che solo per miracolo non si è trasformato in strage. Una decina i mezzi coinvolti, 12 feriti, 2 quelli gravi. Il tamponamento tra Meolo e Sandonà ha portato alla chiusura del tratto verso Trieste per metà della mattinata, con uscita obbligatoria proprio a Meolo. Sul posto la mobilitazione di uomini e mezzi con i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere 3 persone. I feriti, sia con ambulanza che elicottero, sono stati smistati tra Cafoncello di Treviso, all'Angelo di Mestre, Città del Piave di Sandonà, con i soccorritori Polstrade e personale di Autostrade Alto Adriatico. Se l'emergenza è rientrata verso mezzogiorno, le ripercussioni no, e chissà se questa coppia trevigiana è già arrivata a destinazione in Croazia. Abbiamo già messo 2 ore per arrivare qua. Quindi da Treviso a Cessalto? Sì. 2 ore? 2 ore circa, sì. Perché poi siamo entrati da un'altra parte dove era Roncade, l'altra entrata, e c'era l'autostrada bloccata per un incidente. Non è tanto diverso dagli altri anni, comunque speravo meglio. Assaltati gli autogrill, questo quello di Cessalto, soste obbligate per sfuggire alla calura. I volontari sono entrati in azione distribuendo bottigliette d'acqua. Alle pompe lo scenario di sempre con il carburante ben sopra i 2 euro. Code si sono formate non solo in entrata ma anche in uscita dalle principali località balneari, con lo snodo di Bibione Lignano Latisana che resta un budello estate dopo estate. Un controesodo che comincia a essere un po' pesante perché sia in ingresso da Bibione verso Venezia abbiamo fatto 7-8 km di coda praticamente per arrivare al casello. 5 km in 2 ore. 35 km in 2 ore. E adesso vediamo andando in là come va a finire. Speriamo un po' meno perché sennò quando arriviamo domani a casa. E poi c'è il nodo di sempre, quel tratto maledetto a 2 corsie che indigna e interroga. Sono anni che vengo in Croazia e anni, non so quanti, che ci sono questi lavori e non li finiscono, ma è possibile? Dai. Insomma, tratto maledetto e viabilità secondaria, nuovo appello di istituzioni e categorie economiche. Anche un pessimo biglietto da visita per chi viene nelle nostre spiagge, qui Jesolo, Caorle, Bibione, poi Lignano, quindi è una situazione veramente deficitaria. Ricordo qua siamo a Sandonà, poi c'è l'uscita di Cessalto e poi il tratto friulano. Questa situazione praticamente è un pessimo biglietto da visita perché anche banalmente fermarsi in autogrill e trovare questo disastro di auto, gente ore in coda, anziani e bambini in
in coda sotto il sole è una situazione indescrivibile. È lo stesso sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, ad accompagnarci nell'incubo della 4 in uno dei giorni più trafficati dell'anno, quando tutti i nodi viari vengono al pettine. Il primo, quello del tratto maledetto, quelle 2 corsie che faticano a diventare 3, un problema soprattutto di sicurezza. Purtroppo in questo tratto, il cosiddetto tratto maledetto, siamo un'altra giornata d'inferno. Fortunatamente c'è il blocco dei camion oggi, quindi anche questa cosa un po' ci aiuta. Siamo tra San Donà e Portogruaro, proprio il tratto che manca, e queste sono le conseguenze. Altro capitolo, quello della viabilità secondaria. Manca un collegamento anche con la statale 14, che è quella che da Venezia porta a Trieste, importantissima in questi momenti per riuscire a dare sfogo. Un'uscita dal casello di Cessalto verso la statale 14 ormai è indispensabile. Chiedono nuovi collegamenti anche gli imprenditori, così Gabriele Iseppon, che ha la sua azienda a pochi passi dal casello di Cessalto. Ci sono dei progetti che adesso vengono un po' rispolverati, tipo il collegamento da questo punto in cui ci troviamo, di Cessalto, casello autostradale, un collegamento verso il San Donatese e il litorale, che sarebbe molto importante sia per il tessuto produttivo non solo della zona qui locale, quindi parlo di Cessalto, Motta Oderzo, ma di tutto un territorio del Trevisano, verso il San Donatese, e che potrebbe essere d'aiuto in queste situazioni. E vediamo com'è andata la giornata anche lungo la rete autostradale di CAV. Le code in ingresso al casello autostradale di Mestre certificano un fine settimana da bollino rosso. Secondo le previsioni di CAV, concessioni autostradali venete, durante la settimana di Ferragosto dovrebbero esserci 1.350.000 transiti e quasi 700.000 solo in questo fine settimana. Sono numeri importanti, ma gestibili da una rete autostradale a 3 corsie per direzione di marcia. Code a tratti sono state segnalate in A4 tra Padova Est e il bivio A4 a 57 di Dolo in direzione Trieste e in uscita la barriera di Mestre, ma si tratta di fenomeni marginali. I problemi al traffico cominciano invece quando si verifica un incidente, anche non grave. Alle 10.30, ad esempio, sul passante in direzione Trieste c'è un tamponamento tra un camper e 2 automobili, tra gli svincoli di Preganziol e della A27 Venezia-Belluno. Fortunatamente non ci sono feriti, ma subito si accumula una coda che raggiunge i 3 chilometri di lunghezza. Sullo stesso tratto, peraltro, poco prima un altro tamponamento aveva coinvolto un mezzo pesante e un'automobile, anche in questo caso senza feriti. Traffico intenso anche sul bypass A27 e A28, con code di circa 2 chilometri alla barriera di Cordignano e alla barriera di Portogruaro. Domenica sarà un'altra giornata da bollino rosso, con traffico intenso sulla A4 in direzione Trieste e il passaggio di quasi 170.000 utenti. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22. 3 baby rapinatori, 2 di questi trevigiani, uno pordenonese, sono stati denunciati a Jesolo per aver derubato un coetaneo minacciandolo con un coltello. Dacci tutto quello che hai, la frase che un minorenne si è sentito dire da 3 coetanei che lo hanno prima cerchiato e poi minacciato con un coltello. I fatti nella notte tra il 5 e il 6 agosto sul lungomare Sofia Loren a Jesolo, con i baby rapinatori che dopo essersi fatti consegnare una cintura griffata e pochi spiccioli sono scappati. Una fuga la loro che è durata ben poco. Gli agenti del commissariato di polizia sono riusciti infatti a rintracciarli e identificarli sempre nella città balneare. Si tratta di 3 soggetti giovanissimi, uno poco più che maggiorenne, nato a Treviso ma residente a Spilimbergo, gli altri 2 minorenni, uno di Treviso città, il terzo una ragazza dello Pitergino. L'accusa è quella di rapina e di loro si sta occupando anche la Procura dei minori di Venezia. Nei confronti dei 3 intanto sono stati emessi alcuni provvedimenti, un foglio di via da Jesolo per 3 anni per il maggiorenne e 2 DASPO urbani per i minori di 2 e 1 anno, misure che per il primo cittadino fanno la differenza. La cosa importante, e questo è quello che un po' diciamo, è che quando succede qualcosa che c'è la prontezza da parte delle forze dell'ordine di intervenire, questa c'è, ma soprattutto ci sia una politica di allontanamento dal territorio, in maniera tale che passi il messaggio chiaro che se uno vuole venire a Jesolo per
fare casino per commettere anche dei reati non è benvenuto e in qualche maniera la paga. Resta da capire se i ragazzi in questione siano gli stessi che hanno colpito nelle sere scorse anche a Zenson di Piave, sempre armati di un coltello, alla ricerca di spiccioli facili da usare alle giostre. Vittima in quel caso era stato un 60enne, papà di una ragazzina intimidita poco prima. Segnalazioni sono arrivate anche da Fossalta. In attesa di chiarire eventuali relazioni e incrociare le informazioni, da Jesolo si sottolinea come la maggior parte di reati commessi da minori, tra l'80 e il 90%, sia perseguito. Dal sindaco in vista del Ferragosto parte un messaggio chiaro. Questo è un messaggio che diciamo chiaramente: a Jesolo chi vuole venire a far casino o a non rispettare le regole non è benvenuto. I carabinieri hanno rintracciato a Venezia un 28enne tunisino senza fissa dimora e privo di permesso di soggiorno. L'uomo è stato portato al centro di permanenza e rimpatrio di Gradisca di Sonzo per l'espulsione dall'Italia. Salgono così a 14 gli extracomunitari rintracciati ed espulsi dall'Arma veneziana dall'inizio dell'anno. E rimaniamo a Venezia, parlano i 2 giovani eroi che hanno salvato un anziano dalle fiamme nel suo appartamento. Tirare fuori una persona da un appartamento in fiamme, insomma, non è una cosa da tutti, però se succede non puoi tirarti indietro, è comunque una persona. Ho detto devo tirarlo fuori in qualche modo, sono entrato dentro spaccando la porta e ho tirato lui fuori. Hanno 17 e 18 anni, si chiamano Diego Di Cataldo e Francesco Cagliazza e hanno compiuto un atto di straordinario coraggio. Senza esitazione hanno salvato la vita ad un 85enne portandolo fuori dal suo appartamento avvolto dalle fiamme. È stata una cosa improvvisa, cioè nel giro di pochissimi minuti siamo trovati da stare tutti in casa mia in salotto, tranquillissimi, a chiacchierare con mamma e fratello mio, a essere sul ponte ad aspettare i vigili. Francesco, ospite a casa del suo amico Diego, ha reagito prontamente insieme a lui. Tutto è accaduto in pochi istanti, proprio all'ora di cena in Calle Racchetta. È stata Giovanna, la mamma di Diego, a percepire per prima che qualcosa non andava, sentendo l'odore acre di fumo provenire dal piano di sopra. Ho notato che il catenaccio era ancora attaccato e ho dovuto spaccarlo tirando una spallata alla porta. E appena entrato è arrivata una rifolata di fumo che non mi ha fatto più vedere niente. Ho visto solo la luce delle fiamme provenire dalla cucina. Le fiamme sono divampate dalla cucina dove l'anziano stava preparando una frittura quando l'olio ha preso fuoco. Nel panico ha tentato di spegnere le fiamme con l'acqua. Questa reazione istintiva ma purtroppo errata ha provocato una fiammata che ha innescato l'incendio. Tra l'acqua e l'olio si era allargato tutto. E ho provato a dirgli di uscire, però non mi voleva ascoltare, continuava a ripetere che doveva spegnere l'incendio, allora me lo sono caricato di peso e l'ho dovuto portare giù dalle scale. L'85enne, portato in ospedale per accertamenti, è stato dimesso dopo poche ore con una leggera intossicazione da fumo. Senza il pronto intervento dei 2 ragazzi, l'anziano poteva riportare conseguenze gravi. Quando è stato portato via dall'ambulanza hanno detto che c'è stata una lieve intossicazione e quindi se non fossimo entrati si pensa che ormai poteva avere una cosa un po' più seria. Grazie alla loro prontezza e al loro coraggio, Diego e Francesco sono riusciti a salvare una vita, dimostrando che l'eroismo non ha età. Penso di aver fatto quello che devo fare, cioè il mio dovere. Sì, esatto, anch'io non mi direi sono un eroe, cioè io ho fatto quello che mi sembrava giusto fare in quel momento, perché comunque non parliamo di solo la casa, parliamo proprio di una vita umana. E i proprietari dell'appartamento chiedono ora un aiuto. Allora, never again che te ne vai a spasso. Adesso tra 2 giorni, incrociando anche le dita dei piedi, ci danno un alloggio per tutti. Passata la paura e il gesto eroico dei 2 giovanissimi che hanno salvato dall'incendio l'inquilino del piano di sopra, la famiglia Di Cataldo ha trovato una sistemazione temporanea fintanto che il loro appartamento tornerà agibile. Incrociando anche le dita dei piedi dovremo avere un alloggio diciamo temporaneo per 5 giorni dove finalmente potremo stare tutti insieme. Dove? E non lo so ancora, ce lo devono ancora dire, però si sono attivati e quindi insomma ci arrangiamo per il weekend e adesso... Questa è una notizia appena arrivata ad Aviala. Questa è una notizia ufficiosa, non è una notizia ufficiale, però noi contiamo su queste forze dell'ordine, i vigili e quant'altro e quindi siamo ottimisti. Giovanna Di Cataldo lancia un appello. Abbiamo bisogno urgente di un tecnico elettricista che controlli l'impianto. Il palazzo in alcuni punti è senza tetto e necessita di una copertura temporanea. Non riusciamo a trovare nessuna
una ditta disponibile. Se nessuno si fa avanti, la nostra casa non potrà essere messa in sicurezza e non potremo rientrare. La casa è inagibile soprattutto per i fumi, per quest'acqua, però da quello che ho capito è possibile accelerare le tempistiche creando dei buchi che sfiatino via l'acqua, poi facendo le necessarie verifiche sugli impianti e ovviamente elettrici in particolar modo, e quindi ecco, chiediamo che la cosa venga fatta subito. Giovanna con i suoi figli di 17, 14 e 3 anni chiede un aiuto anche al comune. Se cominciasse a essere una cosa più lunga, insomma, speriamo che appunto chiediamo che il comune, è di competenza del comune, io immagino, no, questa cosa qua, ecco, ci procuri un posto in cui dormire tranquillamente. La politica. Ora sarebbe stata raggiunta l'intesa tra il presidente della regione Zaia e la premier Meloni sulla scelta dell'esponente di Fratelli d'Italia che prenderà il posto di Elena Donazzan. La polesana Valeria Mantovan, nuova assessora regionale all'istruzione e al lavoro, il veneziano Lucas Pavanetto, capogruppo di Fratelli d'Italia. Nel totonomine, dopo l'elezione all'Europarlamento di Elena Donazzan e Daniele Polato, l'accordo tra il presidente della regione Zaia e la premier Meloni sarebbe stato raggiunto. Decisivo un incontro nella capitale che avrebbe sbloccato l'impasse delle ultime settimane. Nulla ancora di ufficiale. Zaia aveva detto che per Ferragosto si sarebbe sciolta la riserva. Martedì è in programma la prossima riunione di giunta che forse potrebbe vedere la nomina della sindaca di Portoviro, ma siamo nel campo delle ipotesi. La diretta interessata dice di non sapere ancora nulla e che ogni commento al momento è prematuro. Di ipotesi fantasiose parla Lucas Pavanetto. Sono ricostruzioni, secondo me, che possono avere anche una logica all'interno dei partiti, però in questo momento quello che leggo per me è pura fantasia, nel senso che la premier Meloni insieme al presidente Zaia decideranno il nome del nuovo assessore che sostituirà Elena Donazzan, volata in Europa, e solo loro due decideranno questo. Naturalmente sentito il coordinatore regionale del Veneto, che è il senatore Luca De Carlo, e quindi noi aspettiamo questa nomina che dovrebbe arrivare la prossima settimana. E sulla questione del capogruppo, Pavanetto tiene a precisare che non si tratta di nomina. Il capogruppo è eletto tra i consiglieri regionali, quindi all'interno del gruppo consiliare, quindi anche per rispetto di questi non è una nomina ma è un'elezione interna che può avere sicuramente delle logiche di equilibri e quant'altro, però dall'altra parte, ripeto, spetta ai consiglieri regionali. Sit-in anche questa mattina di fronte al municipio di Mestre per chiedere le dimissioni di sindaco e giunta. Vanno previste periodiche assemblee di quartiere, sestiere, in cui la popolazione possa esprimere idee, proposte, critiche sui principali problemi della zona della città. Questo sindaco non fa discutere neanche il consiglio comunale. Questo comune, prima di tutto, serve democrazia, serve che i cittadini partecipano e noi ci siamo sempre strappati la partecipazione, che partecipano e che vengano ascoltati. In questa stagione burrascosa per l'amministrazione comunale veneziana, Via Palazzo è ormai un po' quasi come l'angolo degli oratori di Londra, il cosiddetto Speaker's Corner, dove dal 1866 ogni domenica mattina chi lo desidera può prendere la parola. A Mestre l'appuntamento è di sabato mattina ed è nato per chiedere un passo indietro al sindaco dopo lo scoppio dell'indagine che ha travolto il comune di Venezia, ma si intitola In attesa delle dimissioni, quale città vogliamo? Ed è quindi diventato anche luogo di confronto e dibattito. Non tutti ci mettono la faccia, ci mettono il cartellone, il volantinaggio, siamo molti di più, bisogna cercare di coinvolgere ancora di più i vicini di casa, gli amici, i parenti e tutti per parlare. Dobbiamo recuperare sicuramente case, alloggi che sono stati sottratti alla residenzialità. Il trasporto pubblico locale è anche in una situazione tragica, si continuano a tagliare servizi, a peggiorare la situazione. Strade che non sono sicure, prive di marciapiedi, prive di illuminazione, prive di parcheggi. Il ticket, come dicevo prima, nasconde all'opinione pubblica il disegno preciso di controllo sociale che è nella Smart Control Room. Il
presidio al municipio di Mestre dovrebbe saltare la settimana di Ferragosto per tornare sabato 24. Certo è che dopo la grossa mobilitazione per il Consiglio Comunale straordinario del 2 agosto, la città sembra aver aumentato il desiderio di partecipazione al dibattito pubblico. Qui comunque c'è un indirizzo preciso: le dimissioni del sindaco. Noi non ci fermiamo qui, noi vogliamo andare avanti. E in base ai dati del centro meteorologico dell'ARPAV, la Protezione Civile di Venezia comunica che con l'aumento delle temperature persisterà una condizione di disagio fisico intenso in tutto il fine settimana e anche oltre. Domenica il disagio sarà in prevalenza intenso e si estenderà anche sulle zone montane. La Regione Veneto ha dichiarato infatti lo stato di allarme climatico per disagio fisico fino al 13 agosto. E ora lo stato di salute del mare sulla costa veneta, i dati presentati a Caorle. Costa Veneta peggiora lo stato di salute del nostro mare rispetto ai 2 anni passati, presentati a Caorle i risultati del monitoraggio delle acque effettuato da Goletta Verde di Legambiente. Sugli 11 punti campionati, 2 sono risultati oltre i limiti di legge. Si tratta del punto presso la foce dell'Adige, tra i comuni di Chioggia e Rosolina, e la spiaggia a destra della foce del Po delle Tolle, in località Barricata, nel comune di Porto Tolle. Un dato in peggioramento rispetto al 22 e al 23, quando tutti e 11 punti di campionamento erano risultati nella norma. La spiegazione è probabilmente determinata dalle diverse condizioni meteo. I 2 anni passati erano stati caratterizzati da forte siccità, mentre quest'anno, nei giorni precedenti ai prelievi, che sono stati effettuati il 16 luglio, si erano registrate forti piogge, contribuendo allo scarico in mare da parte dei fiumi di acque maggiormente inquinate. Alla foce dell'Adige, una delle zone osservate speciali da Legambiente, questa situazione di inquinamento era stata rilevata anche a maggio nell'ambito del progetto Operazioni Fiumi. 2 punti oltre i limiti di legge devono essere un campanello d'allarme per chi è deputato al controllo e alla gestione della filiera della depurazione della rete fognaria. Bisogna aumentare i controlli e soprattutto, dichiara Martina Palmisano, portavoce di Goletta Verde, sfruttare i ben 22 interventi ammessi a finanziamento dal PNRR proprio per migliorare la depurazione delle acque reflue ed efficientare la rete fognaria. Ma ci sono anche delle buone notizie. Da oggi nei comuni di Caorle e Jesolo, così come negli stabilimenti Bibbione Mare, Consorzio Arenili Caorle, sventola la bandiera Amici delle Tartarughe Marine, il riconoscimento nell'ambito di un progetto che prevede il monitoraggio e la tutela dei nidi delle tartarughe assieme ad azioni di informazione d'intesa anche con gli stabilimenti balneari. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci.